Amici di Bella Sicilia, buona vigilia di Ferragosto. Avete tutti capito dove ci troviamo in questo momento. Siamo nella bellissima Cefalù, la città normanna, ed eccola qui in tutto il suo splendore a poche ore da Ferragosto. Come vedete, spiagge prese letteralmente d'assalto, non c'è un centimetro libero in spiaggia, si fa davvero fatica a prendere posto. Allora noi ci godiamo oggi la città normanna facendo una passeggiata qui sul lungomare e poi magari andremo a fare anche un salto nel centro storico. Vogliamo solamente augurarvi con questo video una buona vigilia di Ferragosto e un buon Ferragosto 2025. Fateci sapere dove andrete voi in questa giornata, se resterete in Sicilia oppure avete già deciso in viaggio, magari siete già in viaggio in questo momento. Speriamo sempre in Sicilia di avervi qui in questa bellissima terra. Giornata piena di sole, ideale per un bagno in queste acque che sono abitualmente molto calde. E poi la particolarità, vedete, si tocca anche camminando diverse decine di metri in acqua. E lì il molo antico, il molo vecchio della città normanna, qui riusciamo anche a intravedere il Duomo, le due torri. Allora amici, fateci sapere cosa state facendo in questo momento e quali sono i vostri programmi per Ferragosto, se avete deciso di andare a mare o in montagna e qual è la vostra meta preferita. A dire il vero, noi di Bella Sicilia e di Onda TV siamo solo di passaggio oggi da Cefalù, perché tra poco andremo in montagna. E sì, andremo in uno dei comuni più alti della Sicilia, in particolare nel Palermitano, forse il comune, se non sbaglio, più alto della provincia. Andremo a Petralia Soprana perché abbiamo un invito speciale. Domani ci sarà un matrimonio baronale, sì, una rievocazione storica, e sarà una giornata ricca di appuntamenti. Quindi se siete da queste parti, volete raggiungerci, prendete l'agenda e segnate Petralia Soprana. Si partirà già la mattina con la giornata gastronomica, quindi per chi ama il food l'occasione giusta per gustare tanti prodotti delle Madonie. Con me ci sarà Valentina di Vivo Mangiando. Poi la giornata proseguirà con tanti altri momenti da non perdere. Andate su ondatv.it, trovate il programma intero di queste 2 giornate, perché si inizia già stasera con un momento speciale alle ore 22. Quindi. Ma intanto vi mostro ancora qualche immagine di Cefalù. Vedete, migliaia in spiaggia. Questa è la spiaggia libera di Cefalù. Poi più avanti vedete ci sono i lidi. Questa è la spiaggia più amata dai turisti. Sicura? Esatto. Andiamo ancora un po' più avanti, ci avviciniamo al centro storico.
E naturalmente se siete da queste parti fate un salto anche non solo a vedere il Duomo, ma c'è anche il lavatoio medievale, è proprio qui a pochi metri di distanza. Poi se avete un po' di fiato potete salire anche lì in cima alla rocca, magari lo fate nel periodo autunnale, forse è meglio, c'è meno caldo. E lì un tuffo anche magari dal molo vecchio, più tardi andremo anche lì. Il nostro modo di augurarvi buon Ferragosto è questo, quello appunto di mostrarvi una delle città più belle, una delle città più amate della nostra bella Sicilia. Allora aspettiamo di leggere i vostri commenti, fateci sapere come trascorrerete la giornata di Ferragosto. Magari scriveteci anche qual è la spiaggia più bella, la spiaggia che preferite. Sarà meta poi del nostro prossimo viaggio. Adesso ci gustiamo una ottima granita e poi il nostro viaggio prosegue. Come detto, andremo a Petralia Soprana, uno dei borghi del circuito turistico Bella Sicilia, dove nella giornata di Ferragosto ogni anno ritorna una bellissima rievocazione storica, il matrimonio baronale, e quest'anno ve lo racconteremo insieme agli amici di Onda TV di Vivo in Sicilia e di Bella Sicilia. E con me ci sarà anche Valentina di Vivo Mangiando, ed eccola qui. Valentina, ma stai facendo una live? Siamo entrambi in diretta? Invece di fare un bagno, dai, dovremmo invece andare. Tu non hai portato il andare costume, in acqua. quindi niente bagno. Perché siamo sempre di fretta, io direi di andare invece in centro e bere qualcosa di fresco. Bene, e Il domani, mare lo lasciamo a chi può entrare in acqua, dai. e domani la Così ci giornata abbronziamo gastronomica in da montagna a vestiti. Petralia Soprana. Speriamo di trovare un po' di fresco, no? Il vantaggio della montagna in estate è anche quello, magari più tranquillità, più freschetto, sicuramente buona cucina, quindi sì, non vedo l'ora di arrivare a Petralia. Fateci sapere se preferite il mare o la montagna per le vostre vacanze. E naturalmente ancora un caloroso abbraccio a tutti voi amici. Condividete il video e fateci sapere cosa farete in questo Ferragosto. Scrivete anche che temperatura c'è dalle vostre parti. E noi vi aspettiamo al prossimo video, sempre su Bella Sicilia. Ciao ciao da Cefalù.